prima di oggi ho visto il telegiornale regionale e c'era il sindaco di Lamont che si lamenta così, anche serenamente, dice non ci hanno accettati, però non ci hanno neanche rifiutati, tenteremo ancora, avremo ancora pazienza e questo fa piacere. Hanno sbagliato la procedura, no? Io non sono un politico, però a differenza di quanto sento, io vorrei andare un po' a fondo di un problema che penso, non so se avete trattato prima di me. Per non dire parole in più o in meno, leggo solamente quello che ho pensato e che ho scritto. Dal nostro comune ne vengono fuori veramente di belle e simpatiche, diciamo così, per non piangervi sopra. Mi riferisco al referendum pro Friuli, vinto con la volontà di andare in Friuli dal 91,5% dei votanti. È logico che chi è nella responsabilità di questa comunità ed è eletto democraticamente non può se non volere la volontà di quel popolo che li ha eletti, tanto più che il passaggio al Friuli fu un cavallo di propaganda nella competizione popolare. Costoro invece, vera caricatura della democrazia, si schierano contro la quasi totalità della popolazione che ha fatto un referendum regolare e legale. Mentre l'iter sta camminando fra i meandri della politica, loro si sono arroccati nella loro oligarchia, altri la chiamano dittatura, e vogliono piegare il 91,5% della popolazione alla loro volontà. Chi intendono venerare con questo loro agire? I consiglieri provinciali o quelli regionali? Noi non abbiamo nulla contro nessuno, anzi ringraziamo per quanto si sono interessati in questi ultimi anni, specialmente per Cinto, ma vogliamo essere anche rispettati nei nostri diritti. Questa è la pazzia di questa amministrazione. Che ve ne pare? Meritano di stare ancora seduti sulle poltrone del servizio della cittadinanza? Si può avere fiducia di chi approfitta del potere per propri usi personali e disprezzano platealmente l'intera popolazione? Queste sono le persone che democraticamente schiacciano la maggioranza della popolazione per asservire una classe politica regionale e provinciale che fa i suoi tralazzi per un pugno di voti e che puzza più di clientelismo che brillare di trasparenza. Questo mi dispiace perché il 91% non è considerato, è svalutato. Questa per conto mio è la grande mancanza di questa assemblea. Giusto quello che si dice, bene, Friuli va bene, ma la mancanza di questa democrazia è grave. Don Carlo, mi permette una domanda. Vuole che come comitato referendario chiediamo le dimissioni dell'amministrazione comunale, visto che hanno tradito il loro mandato votando sia alla città metropolitana? Io alzo le mani, non è compito mio. Volevo fare due parole sulle parole appena sentite qua. Mi sembra che non è passata la città metropolitana a Cilento Maggiore. Mi sembra che l'amministrazione comunale non ha votato l'unanimità la città metropolitana, poi votando più. Se guardate la diapositiva lì, è scritto chi è stato favorevole al Friuli, chi è stato al contrario, per cui sia la città metropolitana e chi si è astenuto. Mi sembra che l'amministrazione comunale li sia divisa. Io intendo per l'amministrazione comunale, non intendo il consiglio comunale, intendo il sindaco e il giunta. Ma la giunta, il consiglio si è espresso favorevole al passaggio del Friuli. Allora, quindi è inesatto dire che tutta l'amministrazione è a favore della città metropolitana, no, diciamo, perché il sottoscritto al consiglio comunale è stato chiaro: no alla città metropolitana, sì al Friuli, e questo lo ribadisco. Quindi sentire certe parole che non sono vere mi dà solche fastidio, e voi eravate anche presenti. correggiamo subito, chiediamo
vediamo le dimissioni dei consiglieri comunali e degli assessori che hanno votato sì alla città metropolitana nel consiglio comunale. Questo è diverso. Ok, va bene.